chiedo subito scusa in anticipo, non per il ritardo ma per quello che diremo. quindi già come prima cosa non è male. La seconda cosa è chiederò questo, non è obbligatorio, ma se il pubblico partecipa un attimino attivamente, diventa più divertente poi il proseguo. Sarà una cosa un po' particolare perché anziché fare dei soliti mattoni che fanno venire l'angoscia anche a chi non ce l'ha, noi abbiamo cercato e pensato di fare una presentazione un po', come dire, per flash, perché poi il libro, tanto bisogna andarselo a comprare, io non ci guadagno nulla, quindi non posso dire, non ho royalties, il libro è lì, basta prenderlo, costa poco, uno se lo legge, e dopo che sente queste cose si incuriosisce. Prego. Grazie ad Alberto Contu, io sono Maria Dolores Ficciau e vi do innanzitutto il benvenuto. Allora, parto da un presupposto, ho letto il libro, perché talvolta capita che un moderatore debba presentare un libro che in realtà non ha letto. Invece devo dire che è tutto successo un po' per caso, nel senso che avevo conosciuto Arnaldo Africani circa 30 anni fa, in uno dei tanti momenti di vela che si facevano quando si voleva sfuggire alle interrogazioni. Qui lo dico e credo male che non c'è mia mamma, che ancora a distanza di 30 anni non è stata aggiornata su questo fatto. Era convintissima che fossi bravissima, quindi ero sempre presente a scuola. In realtà qualche volta capitava che facevo vela, e con uno di tanti momenti, attraverso amicizie comuni, conobbi appunto Arnaldo Africani. A distanza di oltre 30 anni ci siamo ritrovati davvero oggi. Il tramite è stato Alberto Contu, che ringrazio, il quale diversi giorni fa mi ha messo in mano questo libro. Mi ha detto: guarda, ti do questo libro, c'è questo mio amico che deve presentare questo libro, Arnaldo Africani. Ho letto e ho detto: ma io lo conosco, anche perché, voglio dire, non si chiama, che ne so, Mario Pistis, per cui potrebbe essere uno qualunque, no, si chiama Arnaldo Africani, per cui se viviamo in una città piccola come Cagliari ti dici sicuramente è esattamente quell'Arnaldo che io conobbi circa 30 anni fa. Ebbene, non sono un'assidua lettrice, perché faccio un tipo di lavoro per cui si dovrebbe leggere tanto, però talvolta ho poco tempo. Allora ho iniziato a leggere il libro con molta curiosità, e l'ho fatto tra un viaggio e l'altro, quindi spesso in aereo, oppure quando avevo un momento di tempo a casa. L'ho trovato estremamente curioso, esilarante e per molti versi straordinario. Intanto mi capitava, mentre lo leggevo, di ridere da sola. Cioè, veramente c'erano delle situazioni nelle quali o direttamente o per via indirette tu ti riconoscevi, te le ricordavi, no? E quindi mi veniva da ridere necessariamente, proprio perché le riconoscevi quasi come tue. Benché ovviamente non abbia avuto la fortuna, l'onore di conoscere molti di questi protagonisti. E allo stesso tempo però c'erano anche numerosi spunti, devo dire, anche c'era, come dire, un retrogusto, un sottofondo estremamente anche drammatico, se vogliamo, anche perché le vicende, tutto il racconto si snoda intorno ad un quartiere cagliaritano che è il quartiere di La Vega negli anni 70, un periodo, come tutti sapete, abbastanza buio, abbastanza problematico per motivi certamente storici, per motivi sociali. Chi sono i protagonisti? I protagonisti sono personaggi, come potremmo dire, personaggi qualunque, sono gli abitanti di questo piccolo, di questo microcosmo dove l'autore ha vissuto, e che tra l'altro, tutti i personaggi che tra l'altro parlano in prima persona rievocano un tempo che ormai non c'è più, certamente con un piglio di nostalgia, ma anche con un tocco di ironia, se vogliamo, ma non è tutto, certamente. È un tempo in cui c'erano tutte le storie, con una cosa particolare che voglio rilevare, è che tutte le storie abbastanza diverse tra di loro, in cui, ribadisco, tutti i personaggi, no, parlano in prima persona, c'è una sorta di filo rosso che li lega, e che era l'arrivo improvviso di questi farabutti, i farabutti delle casermette, che vengono chiamati gli allegronis. Infatti chiedevo ad Arnaldo: ma c'è almeno uno di quelli? Ha detto: no, sono tutti morti, non ci sono più. Non ci sono più. Chi erano gli allegronis? Spesso per chi è di Cagliari sa che il termine allegroni viene detto a chi era abbastanza allegro, appunto, cioè a chi era farabutto, cioè in questo caso vengono rappresentati come coloro che scendevano giù dalle colline, da questa collina, dalle casermette, e praticamente ti depredavano di tutto.
Il racconto si snoda intorno anche a delle ragazzate fatte ai danni dei vicini in numerose occasioni, è fatto di momenti scanzonati trascorsi per esempio a giocare a pallone nel campo intorno all'università, episodi di cui tante volte mi ha parlato lo stesso Alberto. Ancora alle visite ogni tanto da Gineo Lindo, che erano i parrucchieri del quartiere, no? Che allora erano certamente un perno, un punto di incontro per i giovani e non solo di quel quartiere. Era anche questo racconto è scandito per esempio dai vari furti che venivano fatti all'edicola di Piazza Kennedy, mi pare, e così via. Insomma, c'erano una serie di personaggi che comunque connotavano in maniera molto forte l'intero quartiere, che, come tra l'altro ricorda l'autore, era geograficamente collocato in un punto nevralgico, in un punto di comunque sviluppo edilizio molto importante. Allo stesso tempo da un lato c'erano i medio borghesi, da un lato erano continuamente assaliti proprio da queste persone che arrivavano direttamente dalle casermette. E questo un tempo, come dice lo stesso autore, che non c'è più, che era scandito dalla musica dei Bee Gees, dalle letture di Tex, per esempio, dei primi innamoramenti, e si racconta di un tempo che certamente non potrà più ritornare, con certamente nostalgia, con ironia, ma c'è anche un piglio struggente per molti versi, tanto che alcuni punti del libro ci lasciano questa sorta di retrogusto amaro di una sorta di medicina maldigerita, perché comunque molti spunti, molti racconti fatti attraverso il libro comunque fanno molto riflettere. Perché ci sono tutta una serie anche se non vuole essere certamente una denuncia, ma ci sono tutta una serie di riferimenti sociali molto forti, siamo diciamo circa 10 anni dopo il 68, siamo in un momento quindi di contestazioni molto forti, anche perché il quartiere si trovava, non dimentichiamolo, alle pendici dell'Università di Cagliari. Siamo in un momento in cui c'è l'eroina a Cagliari, che è niente tantissime vittime nel quartiere CEP a Pirri, così come nel quartiere La Vega, e dove comunque, come dice il sottotitolo del libro, la filosofia, che poi è una filosofia di vita, si imparava soprattutto in strada. Non la imparavi attraverso il PC, non la imparavi attraverso i social network che oggi tanto furoreggiano e campeggiano, ma la imparavi certamente giocando in strada, imparando sulla tua pelle che cosa voleva dire vivere, senza dubbio. Argentina, perché il nome del quartiere rievoca appunto l'Argentina, e poi perché c'erano i mondiali, come ricordava poco fa Arnaldo, era il momento in cui i mondiali di calcio del 78 hanno vivono un momento di grande protagonismo grazie anche all'avvento, all'arrivo della televisione a colori, e poi i Allegronis, che come ho detto sono alla fine il filo rosso che sembrano unire queste storie così diverse ma allo stesso tempo tanto simili. She